Amici, bentrovati. Oggi siamo a Castelsardo a visitare questo luogo stupendo che è bello sempre, ma oggi ancora di più, perché non so se lo vedete quelle lucine lontane? Sono i carri del carnevale estivo, che è diventato uno dei più grossi in Sardegna. Partenza proprio lì dal Cucuzzolo, andiamo e cominciamo questa avventura che ci porterà qua fino alle 3-4, speriamo prima del mattino. L'unica cosa che mi dispiace è che proprio oggi c'è un bruttissimo tempo. Io credo che fra poco pioverà anche, è tutto grigio e mi dispiace perché qua avremmo potuto riprendere oltre alla festa i colori di Castelsardo. Io mi immaginavo mare, paesaggi mozzafiato insieme alla festa e invece è tutto grigio. Godiamoci quindi soltanto la festa. Ed eccoci qua, finalmente arrivati sul Cucuzzolo, questa è la partenza. Adesso io come prima cosa vorrei capire più o meno quali sono e quanti sono i carri coinvolti, così li conosciamo un attimo, almeno sappiamo a cosa andiamo incontro oggi e poi si farà la partenza ufficiale. E voi chi siete? Le Frigianero del Rumba! Oh, italiane però! Sardissime! Fatemi vedere una rumba! Oh oh! Siamo già caldi ed è solo l'inizio! Ovviamente immancabili le hawaiane, non può esserci carnevale se non c'è Hawaii, colore, voglia di danzare. E poi questo non lo so cos'è. Cos'è? Questo è il carro di rugby. Ah, rugby, ma voi siete giocatori di rugby? Sì. Quindi voi non bevete? No, non beviamo, è acqua. Questo qua quanto sale? 7,20 metri. Ma tu sei un ingegnere meccanico, vero? Certificato. Tu sei stato proprio alla NASA per Siamo studiare. saliti sulla Luna noi, per questo. Di dove siete? Di Osimo? Abbiamo preso lo shuttle per venire a Castelsardo. Era più economico. Per non passare dalla strada di Nulvi, hanno fatto. Hai fatto bene. Io darei un premio se ci fosse a loro. Questa è la maschera di... Pamela, io ho gelato e lui Pamela Franco. Cioè la gag di... No, l'idea è mia lassù. L'idea di Marco Caltagirano è tua. C'è anche la dedica. E mamma fai questo, e mamma fai quest'altro, e mamma giochiamo. Bellissimo! No, voglio entrare anch'io nel Frigidaire. Buongiorno! Vieni. Siamo all'interno, come si chiama il? Rio del Frigianero. Ma come mai Frigianero? Allora, Frigianero è stato preso spunto proprio a Rio Frigiano che si trova nella parte bassa di Castelsardo. Non vorrei dire, ma all'interno ci offrono anche da bere. È l'aereo più bello del mondo! Tempo di riuscire a salire fino qua al castello dove la partenza si è fatta ormai praticamente notte e sta per esserci la partenza ufficiale. Vieni a ballare in Puglia, dove la notte è buia. Ed eccola qua la
partenza ufficiale, ci muoviamo dal castello, pian piano si comincia a scendere fino praticamente ad arrivare alla spiaggia dove ci sarà il raduno finale dei carri. Guardate qua la scorta di coriandoli che stanno facendo, sarà una notte bella lunga, Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Vieni a ballare in Puglia, Puglia. Osilo sembra essere l'avanguardia del carnevale, anche voi siete di Osilo? Sì, siamo di Osilo. Ma chi è che li costruisce? Io con tutti veramente? con tutti loro, faccio il fabbro. Quanto ci metti a costruire un carro del genere? Abbiamo messo 3 mesi. Oh, ma guarda quanto è fatto bene il fortino che è la cabina del DJ. È perfetto, veramente bello. Allora vi presento il nero, così è. Ma perché nero? Perché sono incazzato nero per la pioggia. Ah! Ma perché dici che pioverà? Mi sa di sì. E mi sa anche a me. Io sono già bagnata. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Guarda che belli loro! Bello questo costume! Ah, tutta una famiglia siete! Siete la famiglia delle meduse! Ah, appiccicosi siete! Come mai le meduse? Perché siamo in tema mare, quindi abbiamo il bagnino, le meduse, il surfista. Chi è? E tu chi sei? La marinaia. Che bella marinaia! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá. Que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Signora, salve, buongiorno! Ma questo è un dito medio, no? Ah, è una spada! La palettina per mangiare il gelato. Ah, avevo interpretato male! Vi presento le più belle di tutto il carnevale. Voi siete Gli unicorni. di Castelsardo. Castelsardo. Ditemi una frase per il carnevale di Castelsardo. Audi di Temmu. La gente bailando y tú bla bla bla. Que se ataca yo que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta. Ay mamá, te veo. Sono da Rio de Janeiro. Ah, voi siete Rio de Janeiro. Sì, noi siamo di Castelsardo. Certo. Il carro più bello che secondo voi c'è? Nostra a piedi, ovviamente. E sarebbe Arcobalenghe. Arcobalenghe. Guarda che bello, che meraviglia. Adesso dove vi capita effettivamente di poter cenare in vetrina divertendosi? È una cena unica questa, solo a Castelsardo. Allora andiamo un po' avanti che aspettiamo proprio lì al centro nella piazza l'arrivo degli altri carri. Ma voi siete quelli del cornetto di Pippetto? Sì, noi siamo quelli del cornetto di Pippetto. Ma come mai? Come... Un'idea estemporanea. Ma chi è Pippetto? Pippetto è l'organizzatore del carnevale. Ah, ecco perché. E allora ci avevo messo in mezzo, l'abbiamo citato. Complimenti, siete sempre in crescita, ogni anno di più a quanto sembra. Ci impegniamo per fare il meglio che possiamo. Qua bisogna stare seri, Questa è una mascherata seria. Voi siete... I minatori! Ed è una manifestazione di protesta questa qua, no? Sì, certo, lavoriamo in nero. Ah, lavorate in nero! Guarda quanto lavoro in nero, guarda! Lui lavora in nero, guarda, si vede! Quello che lavora più di tutti!
Anche tu brasileira? Sì. Ce lo dici qualcosa in brasiliano che mi affascina? Saudades. Saudades, questo l'ho capito. Questa sembra essere l'esibizione più bella di tutto il carnevale, per ora, perché loro sono i primi, quelli che aprono il corteo. Adesso però aspettiamo anche gli altri, secondo me qualcuno pian piano cambia idea. Voi siete i Boys! E cosa rappresentate? I buoi, gli animali della vita di un tempo. Sì, è presagio di morte. Anche di mo. Allora, lui è. Tu sei la pecora, il capro. No, stomador. Su Bobbadori. Non ho capito, però tutti si divertono, guarda che belle, non fanno paura neanche i bambini. Nonostante la pioggia, non andate via. L'ombrello. In effetti che è? Un po' di acqua, un po' acquerellina, tutto qua. Perché sappiamo noi abbiamo l'ombrello. Vi sta piacendo la manifestazione? Bellissima. La maschera che preferite? Finora i Mamutones. Non sono i Mamutones, però è una maschera sarda. Si chiamano i boys. No, i boy, non i boys. I boys in inglese. Stavo correggendo, l'ha detto una scemenza io. Sono i fotografi ufficiali, ma in tutto e per tutto. Sì. Anche il vestito. Anche il vestito, esatto. Puntualmente Canon. No, questo è Polaroid. Ah, è Polaroid. Fateci qualche scatto voi a noi. Si vede il marsupio? Si vede il marsupio. Fammelo vedere. Si vede il marsupio? Questa è vecchia ma vince sempre. No, dovevamo fare la morte del cigno, ce lo siamo mangiato. Bravo, infatti. La maschera che preferisci? Colonia super. La maschera che hai preferito finora? La brasiliana. Brasiliane. Anche lei, signora, le brasiliane? Certo. La vostra maschera preferita? Le brasiliane. Aio! Brasiliane. Brasiliane. Mio figlio. Le brasiliane, tuo figlio. Sì. Quello delle brasiliane. Ma che? No. Per gli uomini sono quelle. Per voi donne? I brasiliani. Ah, che vince sempre il Brasile. Una manifestazione che, se possibile, è ancora in crescita. Siamo cresciuti tanto, la verità. Ma tanto. Sì. L'impegno è stato grosso, ma la soddisfazione è tanta. Anche perché, devo dirti, è tutto ordinato, c'è un controllo È ordinato incredibile. perché i castellanesi ormai questa festa la sentono loro e quindi ci danno una mano. Una manifestazione che produce anche economia per Castelsardo. L'economia è lampante, si vede. Allora Pippe, ti devo dire che io ho chiesto in giro, ma il carro migliore per tutti sono i brasiliani.
I brasiliani fanno la loro parte. Ma sia donne che uomini, Anche perché nella vita ci vuole il culo, E là ce n'è Sì, abbastanza. grazie a Dio siamo messi bene. Come avevamo previsto sta cominciando a piovere, eppure la gente non demorde, non si va via, non va via nessuno, ovviamente i carri, ma neanche la gente che sta qua senza muovere un passo. D'altronde sono 2 goccioline d'acqua, insomma, non si fanno spaventare per un paio di goccioline. Il brutto è che noi probabilmente dovremmo spegnere invece le telecamere a momenti, perché quelle si bagnano. Però io credo di aver rappresentato un po' che cos'è questa festa, quanta gente c'è, quanto è bene organizzata e quanto produce per Castelsardo in termini di visibilità e in termini di economia, perché tutte queste persone poi qua consumano, alloggiano, magari facendosi tutto il fine settimana, quindi lodi al Carnevale di Castelsardo e ai suoi organizzatori. Amici, ben ritrovati, siamo di nuovo a Castelsardo. Come avete visto dal filmato abbiamo dovuto stoppare le registrazioni causa pioggia, ma a una settimana di distanza siamo di nuovo qua. Gli organizzatori hanno richiamato tutti i gruppi che, come vedete, sono di nuovo tutti in piazza, pubblico compreso, e di nuovo sarà spettacolo. Ovviamente non si può replicare tutto il carnevale, ci saranno però le premiazioni, un grande show sul palco, un grande show qui in piazza e alla mia destra una sorpresa finale che ora non vedete, ma ve la farò vedere dopo. Per intanto andiamo a conoscere e premiare tutti i partecipanti a piedi e sui carri di questo Carnevale 2019. Gruppo di Sandokan, gruppo di rugby, i gelatai, Hawaii, la casa di carta. Signori, vi presento le Prigioniero del Rumba. De Rumba. Tra l'altro siete le prime che ho intervistato. Ci hai portato fortuna. Esatto, infatti sono state premiate come Il miglior costume del Carnevale 2019. tra tutte le maschere che c'erano voi miglior costume. Il miglior costume perché l'abbiamo realizzato noi. Ah, perché l'avete realizzato voi. Allora, loro hanno vinto il premio come miglior costume, ma secondo me dovevano vincere il premio simpatia, perché siete le più, davvero le più simpatiche. Fatemi un saluto a modo vostro, a mio 3. 1, 2, 3. Prigioniero forever. Allora, vince, premiato dall'onorevole Pais, l'11ª edizione del Carnevale estivo di Castelsardo. Il gruppo dei Frisian Nair di Tergu hanno deciso la gente. Quest'anno davvero una premiazione d'eccezione, le premiazioni accompagnate da uno spettacolo davvero prestigioso. In cosa consiste? È una combinazione di luci e giochi d'acqua che danzano a tempo di musica. Tutto lo spettacolo è effettuato dal vivo, in diretta, manualmente. Infatti ti ho visto, tu nelle prove piloti queste luci con una specie di piano praticamente. Assolutamente sì. È uno strumento molto simile ad un pianoforte, di cui i tasti bianchi azionano i giochi d'acqua e i tasti neri azionano i giochi di luce.